Benvenuti al Giro del Mondo in 80 giorni. A cura di Radio Nostra, ogni lunedì sera dalle ore 21. Buon ascolto. Eccoci qui, buonasera, leggermente in ritardo, buonasera a tutti. 10ª puntata del Giro del Mondo in 80 giorni, versione natalizia. Con me nella nostra mongolfiera natalizia, con me sale Rossella. Rossella, ci sei? Certamente, buonasera a Bene, tutti, buona serata. bentornati. E niente, faccio partire subito la musica perché con noi salirà anche, partiamo tutti qui da Cavallino questa sera per il nostro prossimo nuovo ospite. Andiamo prima col primo brano e poi salirà anche lui con noi nella nostra mongolfiera. Eccoci qui tornati nuovamente in studio. Con noi sale nella nostra mongolfiera il nostro primo ospite Daniel Maragon. Ciao Daniel. Ciao a tutti, buonasera. Benvenuto a bordo. Grazie mille per l'invito. Bene, oggi è anche una serata molto più bella di quella di ieri e quindi possiamo volare alti. Ascolta, allora Daniel, spieghiamo un po' perché abbiamo chiamato Daniel e perché, visto che parliamo di Natale, perché Daniel ha sviluppato un enorme villaggio natalizio, no, enorme,
presso il centro civico Daniele Manin a Cassavio. Dunque, dovete venire per forza a vederlo, giusto Daniel? Perché Esattamente, ti aspetto qui. esatto, lui vi aspetta, vi spiega casetta per casetta. Ma quante casette ci sono? No, ne ho perso il conto ormai, tante comunque. Cioè, Meglio non contarle, ma mettiamola così. circa quanto saranno? Ma allora, 300, tenendo 400? conto che son 400 cavi Eh, d'alimentazione, son circa 300 tra edifici e giostre. esatto, cioè è veramente una cosa. Io non ho mai visto un villaggio così. Son No, quasi. 18 metri quadrati di orama, Esatto. non pochi. E da quando ti è venuta questa idea, questa voglia di preparare questi villaggi? Perché adesso il villaggio che chi viene qua a Cassavio lo vede in questo edificio pubblico, ma tu prima li preparavi a casa. Esatto, ormai questo è il settimo anno, contando, va bene, il 2020 che è come se non ci fosse, da quando è nato mio nipote. Perché da quando lui è nato io ho sempre amato il Natale, ho sempre allestito casa in una maniera particolare, ma il suo arrivo in famiglia mi ha dato quello sprint in più per fare una cosa ancora più bella per piccoli, ma anche per i grandi. E qui un po' alla volta, casetta sopra casetta, abbiamo raggiunto questo numero stratosferico, no? E esatto, sì. Mm. Allora, dovete pensare che ogni casetta ha un movimento, vero? Esatto, C'è, sì. c'è una casetta che ha più movimenti. Allora, una tra in particolare 2 sono il teatro dello Schiaccianoci, Mhm. che è un vecchio pezzo in porcellana fuori produzione con tutte le ballerine che girano, molto particolare, e uno tra i primi acquistati che è la fabbrica di giocattoli di Babbo Natale, che è proprio tutte le cinghie con i giocattoli che escono dalle rotatorie. Molto bello. E Ma quindi aspetta, descrivilo un po' meglio, facciamo finta che qualcuno non l'abbia visto. Sì, sì. Sono casette di legno. Sono di porcellana. Ah, Sono tutte di porcellana, sono delle case dove hanno la particolarità che hanno le scene interne, perché c'è sempre una finestra, una porta aperta, dove tu all'interno vedi le persone, ogni casa ha, uno stile ed un racconto, che può essere il sarto, può essere che stiano addobbando casa per Natale, può essere il pasticcere che prepara la torta, e quindi tu dalla casa, col movimento, senza, vedi queste scene interne con la luce interna e veramente ognuna è un piccolo mondo. beh, molto affascinante suona. Parliamo di un edificio alto circa 22 centimetri, quindi sono veramente piccole, però esatto. tanti dettagli veramente. E io consiglio anche di arrivare anche se uno ha dei canocchiali, di portarsi i canocchiali. No, perché hai la zona, no, delle montagne, che anche là ci sono un sacco di movimenti, però insomma, essendo grande questo villaggio, è abbastanza distantino, no? E quindi Sì, sì. può essere un suggerimento questo, no? Sì, ci sta come Eh. idea, sì. E appunto poi i personaggi sono piccoli, hai anche i lampioni, perché ci sono anche i lampioni che si accendono accesi. Il Sì, lampione il quanto lampio sarà alto? 5-7 centimetri, cioè. allora un personaggio siamo intorno ai 4, il lampione tra i 7 e gli 8, ma Eh, cose particolari ci può essere l'aereo di Babbo Natale che gira, il dirigibile di Babbo Natale, la funivia in movimento, c'è veramente di tutto, di tutto. Bene, Ascolta, ma e queste casette, questi personaggi, da dove arrivano? Non li Allora hai sono costruiti tu? No, in no, porcellana. io li colleziono, sono di una ditta olandese, io li colleziono da 11 anni ormai, e nei negozi che vendono articoli di Natale li ho visti appunto 11 anni fa, ne avevo comprato uno, il primo pezzo è un piccolissimo Babbo Natale che si dondola su una hamacca. L'avevo Bello. acquistato per fare il centro tavola per la cena di Natale. E poi me ne sono talmente innamorato che son tornato e 2, 3, 4, 5 sono arrivato praticamente alla collezione che ho adesso. Che bello, complimenti.
Perché sono affascinanti, ma sono anche molto ironici. Beh sì, Ah Babbo beh, Natale sì. sulla Maca proprio è No, il Ehm, c'è il movimento tipo del bambino che cade sulla neve e rotola, nel senso, non sono i classici carillon, ecco. E questo spirito proprio ironico rispecchia me, la mia indole, e quindi mi affascinano veramente tanto. Mh-mh. sì, poi bello. all'interno di questo villaggio ci sono anche varie scenette che tu hai costruito con i Sì, personaggi, no? C'è certo. il vigile che ferma i bambini. Il bello il bambino che ha rubato la crostata e c'è il pasticcere col mattarello che lo insegue, Sì, dire. esatto, quindi cioè, bisogna stare là e guardarselo e gustarselo in pace, no? Con questi carillon che vanno, con queste luci, migliaia, ci sono anche i fuochi d'artificio finti, ovviamente. Esatto, in miniatura. Eh, ed è veramente da gustare, insomma, questo più che un villaggio per i bambini e per i grandi, questo, no? Sì, sì. Allora tante persone che vengono a visitare la chiamano loro stesse Natale terapia, perché entrano qui per mezz'ora, si dimentica tutto quello che c'è fuori e si esce col sorriso. Quindi per quello dico che serve veramente più ai grandi che ai piccoli una cosa così. Ascolta, allora diamo un po' le coordinate Esatto. Sì. per venirlo a vedere. Dove? Allora, a Cavallino Tre Porti, precisamente Cassavio, via Tre Portina numero 2, aperto tutti i giorni dalle 15 alle 19 fino al 16 gennaio compreso. Ah, 16 gennaio, quindi è abbastanza... Sì, c'è ancora Sì, tempo. esatto, c'è ancora tempo prima che... E dopo quanto tempo ci hai impiegato per metterlo su? Allora, per allestire Raccontiamolo, perché io ti tutto vedevo, passavo con l'auto e vedevo sempre acceso, sempre. a tutte le ore. Sono Esatto. stati 21 giorni di allestimento, ma quasi 400 ore, dei quali gli ultimi 7 giorni per fare questo villaggio di Natale, perché quest'anno ogni anno il mio Natale è un tema e quest'anno è il Natale a tema circo. E quindi c'è veramente un'esplosione di quadri, io li chiamo, di scatole, perché creo delle nicchie dove divido per colore, per tema, per stile, in modo che anche a un po' a tutti possano piacere una nicchia che sia adatta ai loro gusti, perché si spazia dal country al più moderno, al classico, al più regale, e c'è veramente tanto da vedere. Perché io ho cominciato alle elementari a collezionare dabbi di Natale, adesso ho 38 anni, quindi sono 31 anni di collezione. Beh, ma complimenti. Vi sembra di stare un po' in un libro di quelli che parlano dei collezionisti, Esatto, di è cose vero. così particolari, un Mh-mh. po' bello, molto mi incuriosisce molto. Confesso che io non l'ho ancora visto, quindi adesso Ti Beh, aspetto allora. esatto. ci ha incuriositi. Bene, bene. E dopo nelle varie stanze ci sono delle coreografie, no? Nelle altre tre stanze ci sono i manichini con dei vestiti, Fatti da me. fatti da te, c'è un bel allestimento nel corridoio, un allestimento nunziale, no? Con... Allora, l'idea è stata di creare all'interno una foresta ghiacciata. Sì. Io attingo molto alla natura, uso molto i rami secchi degli alberi e ho creato con le luci fredde, degli addobbi trasparenti e ghiaccio come se si fosse all'esterno, ma veramente in un bosco delle favole. E in fondo troviamo appunto questo profumo di dolci, perché alla Sì, fine si sente anche un profumo di dolci. E perché qui, io e qui sì, sì. veniamo appunto a Daniel che è pasticcere. Esatto, esatto. E ho realizzato una torta da esposizione, è alta 1,40 m, che è la torta a tema circo. Ha 7 piani e ogni piano gioca su una delle sfaccettature di quello che è il mondo del circo. Ecco, io ho detto nuziale perché appunto vedendola a piani avevo pensato È importante. alla torta nuziale. Allora, la creatività non ti manca, ci No, pare di no, capire. esattamente, e neanche la manualità. Che è Ascolta, fondamentale. allora, ascolta, visto che siamo in tema natalizio, un dolce da fare, ovviamente che non sia il panettone e il pandoro in casa perché è No, impossibile, no, no. suppongo, no?
anche se qualcuno so che riesce a farli, ma un dolce natalizio da fare, cosa ci puoi consigliare? Ma secondo me un classico di Natale, ispirandoci un po' anche ai film stranieri, sono i biscotti col pan di zenzero. Cioè, Mh. quindi una frolla speziata con un po' di cacao, di cioccolato dentro, con la cannella, il ginepro, la noce moscata. Sa di festa, è proprio l'odore delle feste, secondo me è Mm. quello. È complicato da fare? No. No, 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 perché alla fine la base è sempre la stessa: uova, burro, zucchero, farina, e dopo si fa questo mix di spezie che può essere anche soggettivo in base anche a cosa uno preferisce di più, di meno, dall'anice stellato ai chiodi di garofano. Il pepe non manca mai nei biscotti speziati perché gli dà quella nota veramente profumata e piccante. E la cannella naturalmente. Qualità. Va bene. Daniel, grazie mille per questa incursione natalizia nella nostra mongolfiera. Adesso ti facciamo scendere, noi partiamo Va bene, per altri luoghi. Non preoccuparti, ti facciamo scendere. E niente, buon Natale e venite a vedere questo meraviglioso villaggio di Natale a Cassavio, alla rotonda di Cassavio, diciamo, esatto, per essere più sbrigativi e impossibile non veloci. vedere luci, Esatto, esatto, impossibile. è pieno di luci e quindi non Con potete circa mancare. 15.000 LED fuori, quindi veramente impossibile non trovarmi. Okay. Grazie Va bene, mille. grazie Grazie a Daniel voi del e viaggio. auguroni e buon lavoro perché sta diventando un lavoro questa... Eh sì, in effetti. Vabbè. Va bene. Ciao, grazie. Ciao, grazie. Ciao. Rocking around the Christmas tree at the Christmas party hall. Mistletoe highway, you can see every couple tries to stop. Rocking around the Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Later we have some pumpkin pie and we do some caroling. You will get a sentimental feeling when you hear voices singing, let's be jolly, deck the halls with water holly, rocking around the Christmas tree, have a happy holiday. Everyone dancing merrily in the new old-fashioned way. You will get a sentimental feeling when you hear voices singing, let's be jolly, deck the halls with bottle party, rocking around the Christmas tree, let the Christmas spirit rings. Later we have some pumpkin pie and we do some caroling. Rocking around the Christmas tree, have a happy holiday. Everyone dancing merrily in the new old-fashioned way. Tre. Buonasera Luigi. Buonasera, buonasera a tutti. Bene, abbiamo visto che c'è stato il rapporto annuale, consueto rapporto annuale di Legambiente, sia quello nazionale ma anche quello del Veneto. Ci parla un po' della situazione dei rifiuti del Veneto, come siamo messi. Sì, noi analizziamo con un rapporto annuale comuni ricicloni
del Veneto, appunto lo stato di salute per quanto riguarda la capacità di raccolta dei comuni del Veneto e la capacità effettiva di riciclo, quindi non solo essere bravi a fare percentuali di raccolta differenziata, ma anche a riciclare bene e quindi a ridurre gli scarti, le componenti, quelle che poi finiscono a incenerimento o a discarica perché non hanno possibilità di riciclo. E ne emerge un Veneto sostanzialmente eccellente mediamente, con grandi punti di eccellenza in alcuni territori, in particolare le province di Treviso e di Belluno, e qualche singolo scatto in avanti di alcuni territori nelle altre province, ma sostanzialmente diciamo ecco un Veneto che raggiunge percentuali importanti, che fa ambire a risultati ancora migliori con un piano dei rifiuti regionale che è in riscrittura, diciamo dovrà essere votato ora dal Consiglio e ci auguriamo con obiettivi sempre più ambiziosi, che però deve far fare dei passi avanti anche ai comuni che sono rimasti un po' più indietro. Sì, perché anche gli obiettivi, abbiamo visto regionali, che mi pareva il 76% di raccolta differenziata, solo però una metà parte del Veneto, il 66% di cittadini riescono a arrivare a questa quota, mentre gli altri che sono nelle grandi città, perché il problema sono le grandi città, non riescono ad arrivare a questa percentuale di rifiuto pro capite, no? Perché adesso dobbiamo parlare di rifiuto pro capite più che differenziato. Il nuovo Dobbiamo step, parlare no? di rifiuto pro capite, ma soprattutto di rifiuto a smaltimento, come dicevo prima, cioè quella parte di rifiuto che non viene avviata a riciclo, non ha possibilità di essere riciclata, che purtroppo ha un peso diverso dei territori. Le faccio questo esempio. I comuni che abbiamo premiato con questa edizione di comuni ricicloni sono i comuni rifiuti free, cioè quelli che raggiungono appunto una capacità anche di qualità del riciclo, e sono 112. Questi 112 comuni, che rappresentano circa il 15% della popolazione veneta che risiede in questi 112 comuni, manda a smaltimento circa il 7% del proprio rifiuto prodotto complessivamente. Se noi guardiamo un altro 15% e lo prendiamo dalle città, quindi dalle 4 principali città del Veneto, Verona, Padova, Vicenza e Venezia, quelle sopra i 100.000 abitanti, ci rendiamo conto che sono sempre circa il 15% dei residenti, diciamo, del Veneto in queste 4 città, che invece a smaltimento questi territori mandano più del 30%, quindi c'è una disparità enorme rispetto alla capacità di organizzare bene i servizi di raccolta. Certo, ci sono delle difficoltà per le città che vanno inquadrate, che sono quelle di avere un alto carico turistico in taluni casi, piuttosto che comunque, che ne so, gli ospedali o le facoltà universitarie che pesano in maniera importante, però bisogna ecco, essere consapevoli che o le città fanno un balzo in avanti e si porteranno non solo a quel 76%, ma sempre più vicino all'obiettivo regionale nuovo che speriamo venga approvato dell'84%, allora forse probabilmente potremmo iniziare a parlare di una regione che è virtuosa completamente, quindi non solo con le punte di eccellenza del trevigiano e del bellunese, ma che invece riesce, diciamo, a essere poi anche un modello da esportare fuori dalla regione, perché comunque va considerato che siamo una regione, diciamo, sostanzialmente una delle prime in Italia per questa capacità di gestione dei rifiuti. Dobbiamo migliorare e far partire l'economia circolare, altrimenti quella quota a smaltimento, ad incenerimento, e purtroppo gli impianti in Veneto li abbiamo, piuttosto che a discarica, e anche qui abbiamo troppe ancora discariche con il rischio di aprirne altre, dobbiamo essere consapevoli che deve essere la prima sfida da vincere. Bene, siamo nel periodo natalizio, ci saranno nelle case molti rifiuti. Allora, dei suggerimenti per avere meno rifiuti, che ne so, è meglio una carta plasticata o una carta a carta per imballare i regali? Ma intanto partirei dal fatto che è meglio sempre come impatto sul ciclo di vita un albero vero che un albero finto. Questa è la prima cosa da suggerire. Poi un albero vero si può provvedere eventualmente a mantenere in vita, e poi certamente bisogna scegliere chiaramente sempre possibile meno imballaggio e quindi meno addobbo, e usare poi chiaramente le lampadine a basso consumo di energia, e se è possibile decorare con materiali naturali o con oggetti riciclati, appunto, che oggi ce li possiamo un po' creare anche stando attenti a come ricicliamo, per ridurre l'impatto di quello che è poi diciamo, comunque un apporto temporaneo di rifiuti che, se non stiamo attenti, andiamo a creare.
Sì. Appunto dicevo che abbiamo la parte natalizia in questo periodo qua dove nelle case aumentano i rifiuti e gli inceneritori, la gran parte delle città, insomma, sto pensando a Padova e a Venezia che hanno Chiaramente. i due grossi inceneritori del Veneto, creano problematiche per migliorare la raccolta differenziata. Sicuramente abbiamo anche poi l'inceneritore di Schio in Veneto, quindi sono questi tre attualmente gli impianti. Sicuramente avere un impianto di incenerimento nel proprio territorio può portare in taluni casi a essere più, diciamo, meno attenti agli obiettivi e quindi sapere che comunque c'è un modo per smaltire i rifiuti. Però ecco, questo è un pensiero un po' superato. Oggi l'impiantistica deve essere ragionata su base regionale con l'obiettivo di portarla a riduzione. Gli inceneritori noi abbiamo bisogno di metterli a dieta, ecco, per metterli a dieta iniziamo a farla anche noi dal Natale, cercando di non utilizzare imballaggi inutili, da non utilizzare prodotti come gli alberi appunto da dover gettare, ma anche ad esempio a tavola stare attenti a non fare scarti alimentari e quindi un impatto importante è che buona parte del rifiuto che mandiamo diciamo poi al ciclo dei rifiuti, alla raccolta è anche organico, che ha diciamo, vale abbastanza nel peso complessivo dei rifiuti che andiamo a produrre e d'altra parte se invece stiamo molto più attenti a come ci comportiamo da quel punto di vista, impariamo a recuperare, impariamo anche che gli avanzi, gli scarti a partire da quelli alimentari possono avere una seconda vita anche utile dal punto di vista sociale e solidale, perché tutto quello che come eccedenza alimentare viene recuperato lo abbiamo quest'anno messo a fuoco anche con comuni ricicloni, sono diciamo parti di alimentazione per persone che ne hanno fortemente bisogno e aiutano tanto volontariato della nostra regione a stare vicina anche agli ultimi, chiaramente, che hanno bisogno anche in un momento così importante come il Natale, non solo, ma anche a Natale, di attenzione da parte nostra. E quindi ecco, l'attenzione va dalla tavola per la riduzione degli scarti, dei rifiuti, all'utilizzo appunto di oggetti riciclati per l'albero, piuttosto che a imballaggi sempre più sostenibili. Oggi si trovano anche sul mercato, quindi usare meno possibile tutto ciò che può essere diciamo, un rifiuto non riciclabile. Questa deve essere l'attenzione principale. E mi vengono in mente due cose a riguardo del rifiuto, dell'umido, diciamo, gli impianti biomassa e il discorso delle bioplastiche nell'umido. Queste bioplastiche creano dei problemi dopo nel creare il famoso compost che si crea nell'umido, perché hanno una differenza di deterioramento diverso no, dall'organico, diciamo. Allora, no, oggi è superato questa Mm. idea che le bioplastiche possono portare problemi agli impianti nella loro poi fase di gestione quando viene diciamo, effettuata una raccolta differenziata attenta, e quindi si sta attenti al principio a non mischiare. Ci sarà sempre più facile perché i piatti, ad esempio, eh, piuttosto che altri prodotti diciamo, di plastica usa e getta, dovrebbero venire eliminati. La direttiva è già in vigore europea. In qualche modo il Covid ci ha dato questo momento di ripresa dell'usa e getta per ragioni sanitarie, ma diciamo, la strada è quella dell'eliminazione e del passaggio a quella appunto compostabile, che non ha nessun problema di ricevimento e accoglimento negli impianti di gestione anaerobica della raccolta organica, che ha tempi chiaramente di digestione che vanno gestiti in un impianto. Certo, va sempre ricordato che non si può mettere un bicchiere diciamo o un bicchiere o piuttosto che un piatto di materiale biodegradabile così diciamo normalmente appoggiato nella terra con gli altri rifiuti, quello non si composterà diciamo in tempi più ridotti degli altri, perché ovviamente è realizzato per resistere a una determinata diciamo, pressione dal punto di vista degli agenti atmosferici e ambientali. È chiaro però che dobbiamo essere consapevoli che tutto ciò che è usa e getta va ridotto il più possibile, anche se questo è materiale compostabile. Però abbiamo una tecnologia oggi a grande
diciamo, altezza e qui è importante ricordarlo, lo abbiamo fatto anche quest'anno, è una tecnologia sviluppata in particolare anche nella nostra regione, quindi con competenze di sviluppo del prodotto appunto di bioplastica che ha il cuore pulsante in Veneto, ad esempio nella provincia di Rovigo si produce il biobutandiolo, che è un materiale sostitutivo, diciamo, per la produzione poi di bioplastiche del petrolio, quindi una componente chimica che va a sostituire la fonte fossile e che, diciamo, oggi ci dà delle prestazioni assolutamente capaci di essere gestite dagli impianti di recupero. Mentre per gli impianti di biomassa, questi impianti di biomassa sono inquinanti, sono ormai stabili, cioè è possibile con le ramaglie, con questo verde, creare appunto energia dalla biomassa? Beh, allora, le ramaglie al verde è sempre opportuno compostarle, quindi farle conferire dagli impianti di raccolta, soprattutto se si vive in città, si può fare, diciamo, che va, diciamo, a aiutare una corretta digestione del rifiuto organico per produrre poi del compost di qualità. In questi impianti si produce all'avanguardia appunto anche in Veneto, ma anche nel resto del paese, si estrae poi anche il biogas e il biometano, che è questa, diciamo, una strada da perseguire più che quella del biogas, ma sicuramente quella poi della depurazione delle varie parti, diciamo, per purificarlo, e questo rende, diciamo, il biometano un prodotto che si può, sostitutivo della fonte fossile, che si può impiegare al suo posto e anche estrae ad esempio la CO2 che può essere immagazzinata e utilizzata diciamo, piuttosto che nel mondo del beverage che in quello della rifrigerazione, perché ricordo che per refrigerare, diciamo, i nostri frigoriferi piuttosto che congelatori e via discorrendo, i nostri impianti, utilizziamo dei gas climalteranti che sono anche più climalteranti della CO2, che possono ad esempio essere sostituiti con la CO2. Questo riguarda, sono le varie direttive europee sul risparmio energetico. Sono, diciamo, attenzioni che dobbiamo imparare ad avere. Quella invece degli impianti, diciamo, di produzione energetica a biomassa sono un'altra partita, quindi non è il biometano prodotto dalla digestione anaerobica dei rifiuti, ma è un biogas, un biometano prodotto diciamo da altra tipologia di scarti. Noi siamo convinti che quando questi impianti non sono realizzati per diciamo, utilizzare la materia prima, i primi raccolti e quindi per bruciare sostanzialmente piante o vegetali che possono avere un'altra filiera. Penso, diciamo, purtroppo tanti impianti esistenti che bruciano biogas, che fanno biogas bruciando colture di soia piuttosto che di altra tipologia, ma quando questi impianti sono realizzati invece con le seconde e le terze colture o addirittura con gli scarti, come sta succedendo con gli scarti delle deiezioni animali, che hanno una grande capacità, diciamo, di impatto climalterante oltre che inquinante per le emissioni in atmosfera, ad esempio di ammoniaca, che è uno dei precursori del PM10 che poi tutti conosciamo, è quello, diciamo, che crea purtroppo tante morti premature, soprattutto in pianura padana. È evidente che quella è una strada che va percorsa per, diciamo, in qualche modo mettere insieme la lotta al cambiamento climatico a quella, diciamo, dell'inquinamento atmosferico, e quindi sono sicuramente un investimento che deve essere guardato con attenzione. Chiaramente gli impianti devono essere fatti in maniera adeguata, non devono essere, diciamo, impianti singoli e troppi nel territorio, come abbiamo visto sorgere ad esempio col primo biogas, che ha creato tanti problemi anche, diciamo, alle popolazioni per chiaramente taluni casi di mala gestione che possono purtroppo accadere, però ecco, il biometano è una strada assolutamente, quella appunto della produzione di biometano, è una strada di transizione da percorrere assolutamente nella lotta alla crisi climatica. Va bene, Rossella, ormai abbiamo detto tutto, hai qualcosa da aggiungere? Volevo sapere, scusate, sono entrata un po' in ritardo, se abbiamo parlato degli inceneritori, perché vedo che così anche la settimana scorsa c'era un titolo che il sindaco Giordani di Padova ha detto no al nuovo inceneritore, ma mi pare di capire che è una voce un po' fuori dal coro e soprattutto che non ha più di tanta possibilità di incidere sulla decisione finale. Tra l'altro, per la mia sicuramente scarsa conoscenza della situazione, mi sembra che gravitino tutti quanti fra Padova e Venezia, questi inceneritori, ma questo Ce n'è uno a sicuramente Schio, è... dicevo prima, c'è l'altro impianto veneto è quello di Schio. Allora, dicevo anche prima, gli impianti di incenerimento
Purtroppo la presenza di questi impianti in questi territori è figlia di una programmazione del passato che ha fatto la Regione Veneto, e quindi diciamo che ha stabilito quali fossero gli impianti di gestione dei rifiuti urbani in Veneto, che di questo poi stiamo parlando, di questi impianti di incenerimento per gestire i nostri rifiuti. Purtroppo appunto è figlia di quell'impostazione che ha in qualche modo concentrato in questi 3 punti la presenza dell'impiantistica di incenerimento. Oggi la cosa positiva è che il nuovo piano dei rifiuti non prevede, se così verrà confermato dal Consiglio, nuova capacità di incenerimento. Questo significa che è impossibile pensare di aprire, sarà impossibile, scusate, pensare di aprire altri impianti di incenerimento in altri territori, ed è un dato positivo. Certo, resta una sperequazione territoriale importante, perché su Padova è chiaro, piuttosto che appunto su Venezia, si bruciano, la maggior parte si bruceranno poi in futuro con questi adeguamenti di impianti, la maggior parte dei rifiuti prodotti, prodotti da raccolta diciamo, indifferenziata del Veneto. Qui insomma, il ragionamento di prima è quello che serve, diciamo, una capacità, un colpo di reni da parte delle città per dimostrare. Padova lo sta già iniziando a fare, perché poi è bene ricordare che Padova ha raggiunto quest'anno ha superato il 60% di raccolta differenziata. Erano anni che la città non migliorava in maniera così importante. Lo sta facendo con l'introduzione di modelli di raccolta appunto più puntuali, e questo può aiutare. Lo devono fare anche le altre città, insomma, ecco, altrimenti c'è il rischio che questo territorio sia destinato ad accettare rifiuti di chi non si comporta bene, peraltro, quindi di chi non fa bene la raccolta differenziata. Penso al Veronese, insomma, inutile nasconderlo, i dati parlano chiaro, ma la stessa Rovigo, la provincia di Rovigo, è un territorio che ancora non esprime una capacità di riciclo importante, piuttosto che altri territori della provincia di Padova stessa, perché se poi andiamo a vedere la provincia di Padova e la provincia di Rovigo, sono 2 province che, per quanto riguarda la classifica di Legambiente, quella sui comuni ricicloni, rifiuti free, non esprime neanche un'amministrazione pubblica capace di abbassare la quota di secco residuo, quindi quella quota che deve essere poi trattata negli impianti di incenerimento, nelle discariche. L'incenerimento, poi bisogna essere consapevoli che nella, diciamo, corretta filiera della gestione del rifiuto, la discarica è l'ultimo, diciamo, poi l'incenerimento deve essere molto vicino come equiparazione diciamo, di strade da non percorrere, sono le ultime 2 spiagge, se vogliamo definirle così. Ecco, la discarica dovrebbe essere finito. Ci auguriamo che tutti comprendano che debba finire, diciamo, questa modalità di sepoltura dei rifiuti, che è veramente, insomma, da abbandonare, perché crea danni e problemi ambientali importantissimi, molto più importanti probabilmente anche dell'incenerimento, chiaramente se fatto anche con attrezzatura impiantistica adeguata, che su Padova ci auguriamo possa avvenire con questa diciamo quarta linea, come viene chiamata, o comunque sostituzione, perché poi è bene chi ha fatto, diciamo, dai comitati a Legambiente, alle associazioni del territorio che hanno posto, diciamo, in questo percorso insieme al comune, a quanto pare diciamo una opposizione a quello che era un ampliamento. Mi sembra che questo sia stato in qualche modo garantito, pur fermo restando una sperequazione, torno a dire, molto importante, e su questo bisogna lavorare, insomma, ecco, dal punto di vista della gestione circolare dei rifiuti, per ridurre il più possibile, mettere a dieta gli impianti in modo che nel futuro queste autorizzazioni importanti non possono essere raggiunte, perché mancherà, diciamo, il cibo per questi impianti. Su questo dobbiamo essere capaci noi, gli amministratori. Bene ha fatto Padova a dire che non è d'accordo a un impianto che comunque cambia la prospettiva all'interno della città, perché dà una presenza estesa negli anni, ecco, quindi che sarà difficile in qualche modo da arginare se non ci sarà una svolta di tutto il territorio veneto. Va bene. Lo ringraziamo Luigi. Grazie a voi. Sì. A me cioè, è importante quello che hai detto prima, perché quando parliamo di ambiente è qualcosa di astratto, no? Che magari pensiamo, vabbè, sì, c'è l'ambiente da tutelare, però, ma in realtà c'è la salute da tutelare, la salute delle persone più fragili, dei bambini, per cui un ambiente più pulito, un controllo anche dei rifiuti anche da parte di noi cittadini, che a volte, insomma, sì, siamo un po' ancora, no, imprecisi, diciamo, per usare un termine, ecco, però si potrebbe anche usare altro.
e garantisce poi a tutti un ambiente più pulito e appunto la salute alla fine, soprattutto dei bambini che sono quelli con o le persone anziane o persone con patologie. Quindi La sono parola cose chiave è concrete. la responsabilità che la dobbiamo chiedere agli amministratori e purtroppo negli anni insomma, non abbiamo visto sempre assumersi responsabilità per tempo, anzi tanti rimpalli che poi hanno provocato ritardi, però la responsabilità riguarda anche noi cittadini, riguarda le aziende e gli enti della raccolta dei rifiuti, perché la raccolta deve essere ben fatta, riguarda le imprese, le aziende che gestiscono gli impianti poi del riciclo, gli impianti che accolgono poi i rifiuti e quindi gli investimenti nell'economia circolare e di nuovo la politica e i decisori che devono in qualche modo mettere a disposizione le risorse per fare diciamo, l'impiantistica che serve e non quella diciamo, che non serve, come purtroppo ad esempio è successo su Venezia e su Padova con questi diciamo, rinnovi di questi due impianti. Almeno ci auguriamo che questi impianti non abbiano le risorse pubbliche che dovranno essere quelle del PNRR, che dovranno essere destinate invece a vera impiantistica del riciclo. Penso agli impianti per riciclare i pannolini, i prodotti assorbenti che abbiamo in Veneto, in Italia, in Veneto, il primo impianto al mondo realizzato a Treviso insieme a Contarina, diciamo, l'azienda dei rifiuti della Destra Piave, e quello è un impianto che serve oggi, la capacità di servire 1 milione di persone. In Veneto siamo 5 milioni, insomma ecco, e per recuperare e riciclare un prodotto che si produce purtroppo in maniera importante, perché non riguarda solo i neonati, insomma ecco, per fortuna riguarda i neonati, la natalità non è Sono anche in pochi. questo paese non va a gonfie vele. Però c'è tutto invece il tema dei prodotti assorbenti anche per gli anziani, comunque per l'utilizzo ospedalieri, insomma, sono tanti, con una percentuale importante di rifiuti e dobbiamo essere consapevoli che si può oggi riciclare e non possiamo attendere oltre che diciamo, l'impiantistica non parta. Lo dico per il Veneto che è avanzato, ma deve valere per il resto del paese in maniera più importante perché i nostri vicini di casa non hanno diciamo tanti impianti quanti ne abbiamo noi, e questo porta ad esempio anche a un pezzettino del ragionamento che è quello dell'avere rifiuti che entrano nella nostra regione e vengono gestiti dai nostri impianti di gestione che dovrebbero invece essere dedicati ai nostri, e qui bisogna essere molto attenti e sapere diciamo, che serviranno gli impianti nel resto del paese, dobbiamo essere capaci anche noi a chiederli invece sempre bisogna supportare la messa in campo di impianti e impiantistica negli altri territori e bisogna evitare che i rifiuti girino così tanto nel territorio, perché quelli urbani non girano, questo dobbiamo saperlo, che i rifiuti urbani, ma i rifiuti dopo un trattamento o dopo una loro diciamo diventano rifiuti non più certificati, non con un codice che li certifica come urbani, diventano speciali, e questi possono diciamo, girare senza limiti per finire negli impianti che li trattano, ecco, quindi occupando spazio che invece dovrebbe essere dedicato a noi cittadini, quindi a noi che facciamo rifiuti urbani. Questo è un tema che andrà affrontato con serietà, perché altrimenti rischiamo di magari essere bravi a ridurre sempre di più i rifiuti, però continuare a avere impianti che accolgono rifiuti da altre parti del paese. O per altri impianti continueremo a portarli noi fuori dalla nostra regione, perché se continueranno a mancarci certi impianti di riciclo in particolare, continueremo a mandare i rifiuti fuori dai confini regionali, creando problemi noi da altre parti. Quindi torno alla responsabilità, perché la responsabilità è di tutti e va condivisa, che poi parliamo di emissioni, quando qualcosa va emesso in atmosfera piuttosto che in un'altra matrice ambientale come l'acqua, le ripercussioni non sono solo per chi vive nelle immediate vicinanze, ma sono per tutti. Bene, io saluto il nostro presidente veneto di Lega Ambiente Luigi Lazzaro e gli auguriamo anche buon Natale, buone feste e cerchiamo di comprare meno rifiuti. Grazie. Proviamoci. Tanti auguri. Grazie mille, grazie. Grazie a voi. Just hear those sleigh bells jingling, ring, ting, tingling too. Come on, it's lovely weather for the sleigh that
together with you. Outside the snow is falling and friends are calling you. Come on, it's lovely weather for the sleigh ride together with you. Giddy up, giddy up, giddy up, let's go. Let's look at the show. Guy running in the wonderland of snow. Giddy up, giddy up, giddy up, it's grand. Just hold your hand. You're gliding along with the song of a wintry fairyland. Our cheeks are nice, and rosy and comfy, cozy our way. We are snuggled up together like two birds on a feather would be. Let's take the roll before us, a single chorus or two. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you. Giddy up, giddy up, giddy up, let's go. Let's look at the show. We are running in the wonderland of snow. Giddy up, giddy up, giddy up, it's grand. Just hold in your hand. We are gliding along with the song of a wintry fairyland. Our cheeks are nice and rosy and comfy, cozy our way. We are snuggled up together like a bird on a feather would be. Let's take the throne before us, a single chorus or two. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you. 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 Bene, eccoci tornati in studio. Come vedete dalla grafica parliamo adesso di musica di CT Bandland. Non a caso avete tutti i brani di questa sera traggono dalla compilation, diciamo, di che CT Bandland ha preparato per il programma natalizio. Allora, ieri ha tenuto un concerto qui in zona, devo dire che è stata veramente eroica come concerto, come presentazione e esecuzione. Aspetta Rossella che è il microfono spento, adesso te lo accendo, ecco. No, assolutamente eroica, stavo dicendo, vista la giornataccia veramente orribile. Esatto, una giornata così di umido, di nebbia, di freddo. Ma CT Bandland non ha paura di niente. No, ci siamo, adesso dico ci siamo perché siamo all'interno di CT Bandland, ci siamo anche mossi abbastanza con dignità. Certo, le dita erano fredde per chi suonava gli strumenti a fiati, il bocchino. Ecco, mi hanno spiegato che hanno adoperato quelli di plastica, che così evitava un attimino quell'effetto ghiaccio, incollamento sulla parte metallica. E niente, CT Bandland ha questo programma natalizio, c'ha anche un programma estivo. Quest'estate nasce CT Bandland, raccontiamo un po' di storia, nasce circa, abbiamo visto, 6-7 anni fa come banda da strada, ovviamente solo fiati e ritmica, e dopo man mano si è trasformata in band e abbastanza anche grossa. Adesso abbiamo un nuovo elemento, siamo a 11 elementi sul palco, quindi è abbastanza grossetta come gruppo musicale.
E i brani, la musica che suona CT Band, come potete aver sentito dai vari clip che mettiamo durante il nostro programma Il Giro del Mondo in 80 giorni, sono swing jazz, anche le parti natalizie, come avete sentito e sentirete anche più avanti, vengono arrangiate dal nostro maestro Paolo Donà, che suona tromba e flicorno e che fa degli ottimi arrangiamenti swing e jazz che proponiamo a tutti quanti. E, dicevo appunto, un nuovo elemento si è aggiunto in questo periodo, che è Mario alla tastiera. Beh, diciamo anche tutti gli altri. Abbiamo Renzo, la colonna portante, Renzo alla fisarmonica. Poi abbiamo il maestro Antonio Ferro, che con il suo trombone ogni tanto ci porta sempre un trombone di plastica, un trombone giallo, un trombone bianco, insomma ha una serie di tromboni che ci allieta la visione anche durante le prove. E poi abbiamo, dicevo, Mario Palusci alla tastiera, ci sono io al contrabbasso, abbiamo Massimo Costantini al sax, abbiamo la tromba con Marco Cimolino, abbiamo appunto un altro sax soprano, che è Massimiliano Zane, la chitarra con Marino Durante e la tromba, l'ho già detto, con Paolo Donà, che ci fa anche gli arrangiamenti dei brani. Alla batteria abbiamo Giorgio Molini. Quindi E l'unica presenza femminile. esatto, arrivavo appunto Ah. al finale della la graziosa presenza femminile, che è la nostra cantante Maria Cristina Cataldo, quindi che canta senza difficoltà in inglese, in francese, in greco, In in portoghese, portoghese sì. e ovviamente anche in italiano. E niente, e la band si fa ogni volta prove settimanali, insomma avevamo preparato questo progetto natalizio per questo concerto di ieri di Natale che abbiamo offerto. E niente, la band è tra i protagonisti e anche gli organizzatori del Festival Jazz, che è iniziato lo scorso anno qui a Cavallino, e sta preparando per la seconda edizione a luglio. Ci stiamo preparando, insomma, ci stiamo preparando noi, ma stiamo anche organizzando per raggruppare anche altri musicisti con l'ausilio e l'aiuto di David Boato. E che dire ancora di più su... È una band che trasmette allegria, questo lo dico io come spettatrice, perché comunque le musiche sono molto piacevoli, molto coinvolgenti, poi è un bel gruppo numeroso e quindi l'effetto ovviamente è amplificato, e Maria Cristina è veramente travolgente, e insieme anche con tutti quanti gli altri direi che l'effetto c'è. Certo, però questo effetto chi è che lo fa? Tutto questo effetto, se non ci fosse Carlo Targhetta, che è il nostro tecnico del suono, non ci sarebbe l'effetto. Quindi va a lui tutti, Un plauso. esatto, gli oneri e gli onori, perché ci prepara sempre il palco, è sempre il primo che arriva, è sempre l'ultimo che va via, e quindi grazie a lui abbiamo questa miscelazione di suoni che rende gradevole anche la musica che facciamo. E abbiamo detto tutto di CD Bandland. Credevo che stessi per dire chi è che lo fa questo effetto se non ci fosse. E io stavo per dire il jazz, naturalmente. Vabbè, sì, certo. No, purtroppo per avere una buona equalizzazione di tutti gli strumenti, certo si può benissimo suonare anche senza essere microfonati, però insomma
Se poi siamo all'aperto, c'è un obbligo, altrimenti poi la cantante, se non è microfonata, no? Con le trombe che abbiamo, che sparano note forti da trombettieri veri, sparisce, la Maria Cristina sparisce. Quindi grazie, appunto, c'è bisogno di questa equalizzazione dei suoni, delle varie timbrature degli vari strumenti. E CD Bandland ha il suo profilo sia Facebook sia YouTube. Su YouTube ci sono tutti i video e anche parti audio dove potete ascoltare, i parti audio anche su varie piattaforme podcast, e Facebook, Instagram e le solite cose, insomma. Ci potete contattare con la mail ctbandland@email.it se avete bisogno di un po' di musica nel vostro locale, nella vostra festa. Noi siamo sempre disponibili. Abbiamo fatto un po' uno spottone, ma ci sta, insomma. No, vabbè, perché è una realtà comunque importante del territorio, no? Sì, devo Direi. dire, appunto, l'estrazione, diciamo, di tutti quanti, possiamo dire che è la banda della Laguna Nord, perché c'è chi viene da Murano, da Burano, da Cavallino Treporti, dal Lido di Venezia, e quindi abbracciamo una band che abbraccia la Laguna Nord di Venezia. Cosa, insomma, che non è facile trovare una band così No, anche con perché è un tanti... gruppo numeroso, quindi sì. Esatto. Va bene, vi facciamo sentire un altro brano di CT Bandland e poi passeremo al prossimo ospite. Allora non risponde né Christmas time is here, happiness and cheer, fun for all the children call their favorite time of year. Snowflakes in the air, carols everywhere, olden times and ancient dreams of love and dreams to share. Sleigh bells sing the air, beauty everywhere. Yuletide by the fireside and joyful memories there. Christmas time is here, we'll be drawing near. Oh, that we could always see such spirit through the year. Christmas time is here, we will draw near. Oh, that we could always
such spirit through the year. Tre, due, uno. Eccoci tornati. Collegati con la nostra mongolfiera, adesso passiamo sopra Venezia e cerchiamo di portarla nel nostro cestello della nostra mongolfiera. C'è Antonella Barina, buonasera Antonella, Buonasera, ciao. come ti trovi nella nostra mongolfiera? Benissimo, Oh. mi regge, quindi dovremmo riuscire. Oh, non buttatemi giù come zavorra, mi No, raccomando. no, ti teniamo su. Non permetteremmo mai. Anche, anche perché Antonella assieme a Daniela Zamburlini hanno scritto Donne Sante Dei, quindi vuoi che buttiamo giù un'autrice che ha scritto un libro con questo titolone che ha un sottotitolo però Guida ragionata alla città di Venezia. Spiegaci un po' questo. È stata una felicità che ho condiviso alla pari con la mia coautrice, che è Daniela Zamburlini. E una felicità che ci ha riempito i 2 anni pesanti del Covid. Siamo rimaste proprio al telefono, abbiamo continuato a corrispondere su questo tema, le donne veneziane. Siamo, come diciamo nell'introduzione, senti- ah, come bene. Come diciamo nell'introduzione, siamo andate oltre i canoni dell'illustria. Cioè, finora si erano trattate le donne per molti versi illustri, quindi avevi le dogaresse, avevi alcune letterate che anche grazie, soprattutto grazie agli studi partiti dal femminismo, dagli anni 70 abbiamo via via riscoperto. Però noi in Donne Sante Dee abbiamo enumerato 154 protagoniste che sono anche donne semplici, c'è l'ostessa, c'è la pescatrice, c'è la regatante e quindi e anche ci siamo presi il lusso di inserire poche ma fondamentali figure mitologiche, ad esempio le sirene oppure le sibille e le sfingi e poi soprattutto la Tetis. La Tetis che è questa donna a corpo nudo con un draghetto che le vicino al seno e seduta sopra un grande drago. Dov'è raffigurata? È raffigurata sulla fascia centrale, è un bassorilievo, sulla fascia centrale del portone centrale principale della Basilica di San Marco ed è quella che si vede in copertina di Donne Sante Dee. Perché guida? Perché noi a ciascuna protagonista abbiamo affiancato o un monumento o un luogo. Alla Tetis, quindi la Basilica di San Marco. E si parte con la Basilica. La Tetis è una divinità pre-greca, quindi anteriore al Pantheon greco, è la dea del mare, la dea pelasgica, termine generico con cui vengono indicati i popoli mediterranei di prima della civiltà, tra virgolette, e quindi è anche la nonna delle sirene, mitologicamente è una storia molto, molto complessa. Quando noi la troviamo in contesto cattolico oppure ortodosso, raffigurerà l'eresia, raffigura l'inferno,
ma viene raffigurata esattamente nello stesso modo in cui era raffigurata nei mosaici di mezzo Mediterraneo, di tutto il Mediterraneo, e come la troviamo in forma di tetide invece in un mosaico di Aquileia, e quindi noi l'abbiamo individuata e indicata all'attenzione non solo di chi visita la città venendo da fuori, ma anche delle stesse cittadine e cittadini veneziani che con questa guida possono riscoprire una Venezia diversa, un'altra Venezia, così si intitola la nostra introduzione. Esatto, è un altro modo per vedere Venezia in un'altra maniera, insomma, con un'altra visione. E tutte queste 154, hai detto, donne, e Sì. quindi hai coperto tutta Venezia con le isole anche o solo Venezia? Anche le isole, sì, sì, sì. Quindi abbiamo anche Burano. Al Cavallino non siamo arrivate, ma penso che arriveremo, è una ricerca in progress. Vediamo un po', abbiamo Pellestrina, del Lido ne abbiamo diverse. Esempio, l'Orto degli Ebrei, il cosiddetto Orto degli Ebrei di Emimene Sondao, che è il cimitero degli ebrei del Lido. A questo monumento, luogo e monumento, è affiancata ad esempio Sara Sullam, che era una scrittrice, poeta e filosofa, che dedita anche alla Cabala e insomma è molto nota in contesto ebraico, che comunque adesso viene studiata. Un suo manoscritto al Correr adesso viene analizzato dagli studiosi. In questo manoscritto lei difende se stessa perché aveva avuto dei problemi con i suoi colleghi poeti, e lei chiama a raccolta le grandi poetesse del passato, a cominciare da Saffo, e si fa da loro difendere. Quindi abbiamo inserito nella guida tanti dettagli, non solo protagoniste che non sono tanto conosciute, ma anche dettagli inediti della loro vita e attualizzati, insomma. Ricerche Invece che... Scusa, io avevo invece una curiosità, le donne più comuni, diciamo, prima citavi donne così, con una vita normale, ecco, sono comunque figure del passato o sono persone immaginarie che rappresentano comunque un tipo, o sono persone che hai incontrato adesso e che la guida copre dalle origini con la Tetis, quindi diamo questo passato mitologico, fino a tutto il Novecento. Di solito le guide di Venezia oppure le elencazioni di almanacchi di donne relativi a Venezia che arrivano fino alla caduta della Repubblica, a fine Settecento. E noi abbiamo esercitato questa, diciamo, assunzione di responsabilità. Per l'Ottocento non è stato difficile, perché anche lì avevi dei nomi noti, tutte le risorgimentali. Ad esempio Teresa Montalban, che con altre collaborava ad una testata giornalistica, il Circolo delle Donne. Ma sul Novecento si trattava di assumersi la responsabilità di indicare delle persone che avevamo magari conosciuto, quindi ha preso proprio, è stato un dibattito che è durato tutti i 2 anni, se fare il Novecento, chi mettere, con che criteri. Ma se vuoi te le elenco. Abbiamo per esempio certe che sbordano: Teresa Sensi, unica giornalista del Gazzettino, scrittrice notissima ai suoi tempi, Lazzari, pittrice. Flavia Paolon, chi era? Una critica cinematografica, ma era l'anima della mostra del cinema del Lido. Lei si è fatta tutte le mostre, ha ideato delle cose, e a lei facevano riferimento giornalisti e gli stessi direttori della mostra del cinema. Gina Scarpabolla, credo che sia la prima volta che figura, a lei è abbinata l'isola del Lazzaretto Vecchio, perché lì lei ha tenuto un rifugio per cani abbandonati, e lei diceva sempre
io salvo i cani, ma salvo anche l'isola. Difatti l'isola era praticamente intatta quando è stata rilevata da chi la gestisce adesso, eccetto un pozzo che dopo la gestione Scarpabolla era stato rubato e gli archeologi qui di Venezia hanno ritrovato e fatto tornare al suo posto. La Gina è Freiberg di nome, era una pittrice triestina molto nota di stile impressionista, che ha praticamente sacrificato la propria arte per salvare gli animali abbandonati. Era moglie dello scultore Scarpabolla e sono loro che hanno iniziato quella grande battaglia ambientalista per salvare i cavalli di San Marco, che sono stati portati dentro perché l'inquinamento fuori li stava corrompendo. Quindi sono figure importanti e che magari si rischia di dimenticare. Egle Trincanato, architetta, lei ha lavorato sulla Venezia minore, anche e soprattutto per trovare spazi per inserire la modernità. E mentre Elena Bassi, per contro, storica dell'arte, è andata a indicare quali chiese erano state distrutte, le chiese e monumenti erano stati distrutti, per indicare quello che doveva essere assolutamente conservato dalla città di Venezia. Voi sapete che ad esempio in Campo Manin c'era uno stupendo campanile ottagonale che è stato distrutto, era un unicum, e a partire da quello purtroppo tanti altri edifici sacri e non sono stati distrutti. Ester Zille, poeta partigiana e storica, colei che non volle essere premiata perché tante altre avevano meriti più di lei come partigiane. Teresa Foscolo Foscari, l'abbiamo chiamata voce della salvaguardia, è quella che parla per Italia Nostra dopo l'alluvione del 66, quella che fa venire Ted Kennedy qui a Venezia per indicare, ed è da lì che incomincia il discorso sulla salvaguardia. Ma quindi un lavoro certosino, cioè di 2 anni e più, non lo so. Certo, calcola che la prima figura, che era la Elena Arcangela Tarabotti, io la tratto nel 1980 all'interno del gruppo Donna Informazione, e scrivo un testo teatrale che viene rappresentato nell'82 al Teatro Goldoni, teatro pieno 2 volte, esaurito, e quindi ed è da quella volta che io andavo a Castello, guardavo sto convento di Sant'Anna e pensavo come indicare questi luoghi. Adesso c'è una grande attenzione, per fortuna, alla toponomastica, in tutte le città ci sono gruppi di donne che vorrebbero femminilizzare un po' il territorio. E quella volta invece su Tarabotti esisteva solamente un libro del ottocentesco, che è stata una grande fonte. Esistevano i suoi originali in Marciana, ma nella modernità c'era solamente un frontespizio dell'Inferno monacale pubblicato su un libro di rivolta femminile, Le Trentine. Così come facevo io, faceva anche Daniela, e con articoli continui su diverse testate e con libri come La Serenissima, Le Dogaresse ed altre, ha sempre lavorato alla riscoperta delle figure femminili in tutto questo periodo. Quindi gli ultimi 2 anni sono stati il momento in cui abbiamo messo insieme le nostre conoscenze e anche approcci diversi. Ne avete scartate qualcuna? Avete fatto, è brutto da dire, ma nell'elenco per magari un'altra guida? No, più che scartata, in certi casi non abbiamo trovato il monumento da abbinare e lì ci siamo dovute fermare. Però non mi viene in mente, sì, qualcuna necessariamente abbiamo detto, ci pensiamo perché era necessario, perché è fatta così la guida: sulla sinistra hai la biografia della protagonista, con un ritratto originale. I ritratti li abbiamo commissionati a una giovane disegnatrice spagnola, Eva Martinez Suto,
che dalla Spagna ce li inviava. Noi abbiamo fatto la ricerca iconografica, lei li ha tradotti nel proprio segno. E quindi hai la biografia a sinistra, delle volte sotto con una piccola parte, noi la chiamavamo pallino giornalisticamente, magari dedicata ad una protagonista minore correlata. Sulla pagina di destra invece hai il monumento Basilica di San Marco con proprio una guida a tutti gli effetti, insomma. Quindi diciamo che è anche un po' un filo rosso, no? Per visitare Venezia, seguendo appunto le sue donne che nell'arco di tantissimi secoli così hanno dato il loro contributo. Certo, sì. Bello, molto originale, complimenti per l'idea. Allora, ricapitoliamo: Donne Sante Dee, edito da? Mare di Carta, un'editrice coraggiosa, Cristina Giussani, che è sia editrice che libraia. La sua libreria è quella che c'è in Fondamenta dei dei Tolentini, sì. Che Quindi è la più grande libreria nautica d'Italia in pratica, e che tiene materia veneziana, e l'abbiamo scelta anche perché è facile che un editore pubblichi magari un libro ed è facile che finisca presto fuori distribuzione. Invece chi è libraio editore lo mantiene, tiene viva il titolo, e quindi abbiamo fatto questa scelta locale anche. certo, quindi si può acquistare in libreria oppure anche nei vari circuiti. Assolutamente sì, la distribuzione ce l'hai proprio nazionale, può essere richiesto da ovunque d'Italia, ha una buona distribuzione. Bene, quindi può essere un bel regalo per Natale. Ah, ce lo auguriamo veramente. Un regalo sia per donne che per uomini, Ah beh, perché certo. sono sorprese, non abbiamo messo solo cose, diciamo, dotte, no? C'hai le ricerche iconografiche sulla sirena, c'hai l'approfondimento con un approccio estetico per le opere, per le artiste, musicale per le musiciste, però non so, ci sono anche episodi come quello della Vergine Cellini. Allora, Stella Cellini era una sedicenne ballerina del teatro di San Cassiano. Di lei si innamora il procuratore alla bestemmia e lei non ci sta. Il procuratore si incattivisce e la accusa addirittura di prostituirsi, ma con chi? Con i turchi. Quindi questo fa sì che lei peggio del peggio. E a un veneziano coi tempi di questo, quindi lei non può più lavorare e subisce uno stato di emarginazione, ma questa sedicenne del Settecento, professionista ballerina, si rivolge, va dal suo pievano e si fa rilasciare un certificato di buona condotta. Quindi si sottopone a ben 2 visite in loco che decretano la sua verginità. Allora abbiamo dovuto riportare che da quel momento i gondolieri non giuravano più sulla Vergine Maria, ma sulla Vergine Cellini. Ecco, quindi abbiamo messo anche dei passaggi buffi, in modo che sia anche lieto leggerla. Ecco. Ecco, come avete anche delle sante, no? Suppongo Santa Lucia, Sant'Agata. Certo, che condividiamo con una agiografia mediterranea, Lucia su Siracusa, Agata su Catania, e poi abbiamo la Santa Margherita, questa per esempio è una santa che io ho cominciato a studiare nel 1978, per dire, perché mi ero incuriosita del drago che c'è a Santa Margherita sotto il campanile. Da quello sono partita e sono andata nel corso dei decenni in Irlanda a trovare la chiesa di Santa Margherita a Dublino, a Malta lo stesso, trovando sempre dei luoghi assolutamente incontaminati, perché la santa è arcaica, è stata mantenuta solamente nelle parrocchie limitrofe, perché nel 69 è stata espunta dal calendario ecclesiastico. Peccato, perché era la protettrice delle acque e delle partorienti, e con lei hanno sincretizzato molti culti antichi di divinità femminili delle acque. Bene. Allora, Gianluigi diceva regalo, a me piacciono molto gli autoregali, quindi
soprattutto per chi magari ha in programma di andare a viaggiare a Venezia nei prossimi mesi, può essere una guida che offre un filo rosso un po' diverso, insomma, dalle altre e comunque viva appunto gli autoregali. Quindi sono molto curiosa di vedere il libro. Sì, esatto. Allora, donne sante e dei, guide ragionanti delle città di Venezia, il costo del libro? 26. 26, bene, anche perché è una bella ricerca, un bel malloppo e una bella guida, già mi immagino di andare alla ricerca dei posti a Venezia con la guida in mano. È corredata da 500 fotografie e da 154 ritratti originali. Complimenti e niente. Bene, Antonella Barina e Daniela Zamburlin, due giornaliste che amano Venezia, veneziane e che appunto Amano hanno... farcela conoscere in un modo Esatto. un po' diverso e sicuramente molto interessante. Va bene, grazie Antonella. mille. Ciao, ti facciamo scendere dalla mongolfiera o vieni con noi? Ma dai, un altro pezzettino lo faccio con voi. Va bene, dai, ascoltiamoci un po' di musica. Ciao, grazie. Ciao. Ah, aspetta, Grazie. concludiamo con Luisa Ronchini, l'ultima delle moderne è Luisa Ronchini, per cui riportiamo il testo della canzone da lei salvata dall'oblio, che è E mi me ne son dao. Bene, allora mettiamo Emi me ne son dao cantata dal coro Cavallino, così ci colleghiamo. Bene, ciao, grazie. Ciao. Alla prossima, grazie. Alla prossima. Giocando e a spinetta e gli altri giochi
Bene, mi me ne son dao dal coro Cavallino e dal coro Cavallino rimaniamo al Cavallino perché abbiamo un nuovo ospite che ci parla di una nuova realtà. Con noi c'è Barbara Zennaro. Buonasera Barbara. Sì, Ciao. Benvenuta. grazie. Bene, con Barbara parliamo appunto di questa nuova realtà, di questa nuova scuola di musica che nasce al Cavallino. Sì, certo, sono venuta qui per parlarvi di questa scuola che si chiama Art Time School ed è appunto una nuova realtà, nel senso che si propongono dei corsi professionali di strumento, anche di canto e di altre materie tipo la lettura ritmica, la musica d'insieme per gli strumenti ad arco. Insomma, ci saranno diverse cose interessanti che proponiamo. Sì, voglio ringraziare anche il comune che ci ha dato Vabbè, il questa comune, sì, esatto, ha patrocinato l'iniziativa e ha dato gli spazi, no? Adesso appunto gli spazi per questa scuola dove si faranno le lezioni. Sì, si faranno alla scuola vecchia Giovanni Pascoli a Cavallino. Sì, insomma, si Sì, faranno lì. lì, giorni a settimana da decidere per i vari corsi con i vari docenti. Allora, i corsi inizieranno a gennaio quando riaprono le scuole e si riparte con questa scuola di musica. Suonare uno strumento, Barbara, tu che lo suoni, diciamo, sei professionista, sei violista, non violinista, ma violista. No, cosa porta a suonare lo strumento? Come ci si sente a suonare uno strumento? Beh, allora per me è stata una fortuna potermi dedicare alla musica perché è stata la passione della mia vita. Questo mi ha aiutato insomma, in diversi ambiti. Vedo, essendo stata un'insegnante anche delle scuole medie a lungo, ho potuto comprendere come ai ragazzi e ai giovani adolescenti piaccia molto l'idea di suonare, di stare assieme e di fare musica, per cui raramente ho visto qualcuno dire no, non voglio provare a suonare o stare insieme agli altri per fare qualcosa di musicale. Per quello che mi riguarda, penso che il fatto di studiare uno strumento implichi notevoli, cioè dia parecchi vantaggi proprio nella vita di tutti i giorni e anche nello studio in generale. Per esempio, si sviluppa un certo tipo di ragionamento analitico perché diciamo che è molto complesso il procedimento dello studio di uno strumento. Quindi si sviluppano l'abilità motoria, la coordinazione, poi il problem solving è un fattore diciamo, che si applica continuamente perché appunto dovendo risolvere determinate questioni proprio sullo strumento per poter eseguire dei brani, degli studi eccetera, la persona è costretta continuamente a dover risolvere determinate problematiche che partono dalla coordinazione motoria e arrivano proprio alla questione di mettere insieme un sacco di problematiche, insomma. E quindi, tra l'altro, con questa, diciamo, sì, il fatto che la persona debba occuparsi contemporaneamente di diversi problemi, quindi l'aspetto ritmico, l'aspetto melodico, il suono, l'intonazione, la postura, eccetera,
fa sì che vengano coinvolte contemporaneamente diverse aree del cervello, e questo sviluppa, diciamo, determinate abilità. Certo, perché hai anche la coordinazione, no, delle due mani, che uno, che adesso sto pensando appunto al violino, una mano è sulla tastiera, l'altra è l'archetto, che fanno due cose completamente, due movimenti completamente diversi, no? Certo, certo, senza pensare poi al piacere che dà proprio il fatto di suonare, perché nel momento in cui si suona e si studia si interrompe, diciamo così, il flusso normale del vivere quotidiano, quindi anche il flusso dei pensieri, e ci si concentra soltanto nel risolvere queste problematiche. Non a caso, quando anche si canta, basta proprio andare a cantare e scompaiono completamente tutti i pensieri, e quindi lo stress si ammortizza molto bene e ci si sente molto meglio, quindi c'è tutto un risvolto poi sulle difese immunitarie, eccetera. Quindi suonare uno strumento ha veramente dei vantaggi notevoli, nessuna controindicazione dal mio punto di vista, insomma, e quindi lo consiglio vivamente. Ecco, Io sono stata benissimo studiando uno strumento, sì, 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 eccetera. ci si sta bene a suonare, ci si sta bene a suonare uno strumento. Ci Allora, spera meglio. Sì. ascolta, allora i corsi abbiamo gli strumenti classici come appunto il violino, la viola, il violoncello, il pianoforte, no? E abbiamo anche e la chitarra, perché anche la chitarra è uno strumento. Ecco, la chitarra appunto magari fa trade union tra appunto il classico e anche il moderno, come dopo può esserci il sax, e la tromba e il trombone, no? Perché diciamo che la musica è aperta a varie tipologie di musica. Sì, si possono mescolare i generi musicali, si possono adattare dei brani per diversi strumenti, ci sono tantissime possibilità. Sì, vorrei spendere due parole per quanto riguarda il corso di violino e viola, in quanto io, essendo violista diplomata in viola, però come si usava diciamo ai miei tempi, si iniziava col violino, e lo studio della viola poi si proseguiva con lo stesso insegnante, che poteva essere sia un violinista che un violista. Quindi questa faccenda della viola e del violino fino ai primi anni del 1900 non erano distinti. Mm. C'era una cattedra, chi suonava il violino studiava il violino, poi poteva studiare la viola con lo stesso insegnante. Quindi la cattedra di viola nasce, diciamo, intorno al 1910 a Parigi e a San Pietroburgo, e da allora, diciamo, si sono sviluppate un po' le possibilità dello strumento, quindi abbiamo un bel po' di repertorio in questo periodo storico. Quindi è per questo che io posso permettermi di insegnare anche il violino fino ad diciamo, a un livello intermedio. Sì, Ecco, sì. questo per spiegare un po', no? Ricordiamo anche che tu hai fatto dei corsi anche in Russia, no? Se non sbaglio. Sì, sì, io Mm. ho studiato, ho avuto una borsa di studio nell'89 e ho frequentato, diciamo, ho fatto un piccolo diploma, insomma, non è stato un piccolo diploma, è stato un diploma a seguito di questi corsi con lo strumento al Conservatorio Tchaikovsky di Mosca, è una borsa di studio. E vado quasi ogni anno, Covid permettendo, ormai è un po' che non ci vado, però ogni anno io vado a seguire proprio dei corsi di violino e di viola di diversi professionisti che proprio si dedicano ai talenti, diciamo, no? Quindi mi reco in queste scuole, seguo le lezioni che sono veramente straordinarie, insomma. Sì.
Bene, allora la scuola ha questa prospettiva, cioè si inizia da zero, quindi un po' alla volta, non si può avere tutto subito, quindi un po' alla volta, un passetto dopo passetto. C'è stato il Covid che ha rallentato un po' tutto perché si doveva partire, no, Barbara, 2 anni fa circa. E siamo partiti adesso con la pandemia ancora in corso, ma si parte insomma, e questo progetto che è molto interessante, e si parte con questo progetto, con questi strumenti. C'è la volontà anche di fare il coro della scuola, no? Il coro dei bimbi. C'è la volontà anche di fare della musica d'insieme di musica classica, ma anche con musica jazz. C'è David Boato che ha dato la sua presenza per dei corsi di jazz. Insomma, c'è voglia di fare, no? Con questa scuola. Allora, i presupposti sono meravigliosi, nel senso che c'è tanto entusiasmo e appunto cercheremo di costruire pian pianino, passetto dopo passetto, con molta professionalità, e Certo. cercheremo di offrire a tanti ragazzi che hanno il desiderio la possibilità di stare insieme agli amici e di fare musica. E intanto allora diamo un appuntamento per domani, già c'è sul video, c'è questo concertino del solstizio d'inverno. Sì, è il nostro saluto che precede le feste natalizie e che aprirà alla iscrizione alla nostra scuola. Sì, è stato fatto stavo dicendo un day hospital, un open day, un, un open day 15 giorni fa che, no, Rossella, tu che hai visto, che hai partecipato, c'è stato molto interesse su questo. Rossella c'è ancora? Rossella non ci sente, il coso chiuso. Comunque, allora, no, Barbara, c'è stato... Ecco, Eccomi. no, stavo parlando dell'Open Day che ti è piaciuta come idea. Sì, no, stavo dicendo che da osservatrice esterna Mm. è stato veramente emozionante perché c'erano un sacco di bambini piccolissimi, molto curiosi, molto desiderosi di provare gli strumenti così, quindi molto appassionati, hanno ricevuto dei complimenti perché qualcuno tra l'altro mostrava di avere un'attitudine particolare e comunque erano tutti entusiasti, allegri così. Devo dire, una delle cose che mi ha colpito di più, sono arrivati 2 genitori con 2 bambini piccolissimi e Gianluigi giustamente ha detto, beh, questi bambini però sono un po' piccoli, uno era un lattante e questi due hanno detto, no, veramente è per noi. E l'ho trovato molto bello che questi 2 genitori molto giovani avessero voglia giustamente anche di qualche cosa per sé, oltre che star dietro ai bambini, insomma. Quindi è per tutte le età, giusto? Esatto. E per ogni livello. Gli Bene. strumenti io ne ho visti tantissimi quel giorno e quindi credo che ci sia da sbizzarrirsi. Una delle bimbe che c'erano l'ho poi incontrata e mi ha detto Babbo Natale mi porta la chitarra e quindi insomma credo che la partenza sia col piede giusto, ecco. Bene, allora per domani, martedì 21 dicembre, ore 18:30 al Centro Culturale Pascoli c'è il concertino e c'è la spiegazione della scuola, l'apertura per anche le nuove iscrizioni. Barbara, ci vediamo domani allora. A domani. A domani. Sì. Va bene, grazie In mille bocca al Barbara. lupo. Buonasera, grazie a Ciao, voi. ciao. Grazie.
Ecco qua, c'era il Jingle Bell di CT Bandland con il manifestino ecco qua, del concerto di ieri. Rossella, abbiamo finito? Abbiamo finito. Dovevamo avere un altro ospite che non siamo riusciti a contattarlo, probabilmente un problema di linea. Sì, o di sovrapposizione anche di impegni, perché Esatto. giustamente in questo, però magari contiamo di averlo più avanti. Vediamo se perché appunto Don Dante Carraro, vediamo se dei Medici con l'Africa, direttore di questa associazione, questa onlus molto sì, importante, molto longeva perché ha 70 anni, quindi è nata veramente in un periodo in cui andavano meno di moda, diciamo, ed è una realtà molto importante, molto attiva, veramente molto accogliente. Va bene, speriamo di averlo più avanti e così ci piaceva anche sì, fare un discorso coordinare, natalizio, esatto. ma Va bene. lo faremo Pasquale, va bene lo stesso. Il discorso natalizio, adesso mi viene in mente, potevo anche suggerirlo a Barbara, la gente può regalare un pacchetto di musica, di lezioni di musica come regalo di Natale a dei bimbi. No, non è una brutta idea, visto che si parla di musica. No, anzi, visto che si parla anche di limitare la quantità di oggetti che poi finiscono nell'angolo delle cose dimenticate e che danno fastidio in Brava, casa. esatto, può essere anche una scelta Ecco. ecologica regalata musica. Bene. Allora, concludiamo questa stagione, no, la stagione Questo no, scorcio questo di scorso anno di anno. Questa è e, l'ultima e puntata. cominciamo il 2022 con delle novità. Esatto. Purtroppo non possiamo dire che il Covid sarà finito, No, però possiamo dire che secondo me ne così avremo ancora per 3-4 anni, ma non comunque diciamo, vabbè. non diciamo, non ce la facciamo più. Vabbè, comunque allora, Abbiamo pensato di cambiare giorno. esatto. Adesso vedete scritto per chi guarda su YouTube tutti i lunedì in diretta dalle ore 21, ma da gennaio cambieremo e saranno i mercoledì. Tutti i mercoledì Tutti in i diretta mercoledì in alle diretta. 21. Cambia E quindi, poco. siccome il primo mercoledì di gennaio sarà una sera impegnativa per alcune di noi, Esatto. esatto, Esatto, perché il primo mercoledì di gennaio è il 5 gennaio, ma siamo alla vigilia dell'Epifania e quindi non possiamo distogliere dai falò, fra l'altro, che speriamo saranno piccoli, pochi speriamo che e siano veloci. annullati, ma comunque allora abbiamo visto, Jesolo li ha annullati. Esatto, vari comuni, anche la Clea li ha annullati, Mi sembrano e anche dei San Donà rivoluzionari mi sti pare. comuni. Quanto rivoluzionari sono sti comuni? Mamma mia. C'è proprio la rivoluzione? Esatto. E allora ci vediamo il 15, mercoledì No, 12, scusa. non è il 15. No, ho sbagliato. Mercoledì 12 gennaio. Sì, c'ho il calendario qui davanti. 15 gennaio con Alle ore 21 con i nostri ospiti. le solite cose nuovissime, interessantissime, Esatto. travolgenti che vi proponiamo. Grazie a tutti, Grazie. buone feste, buon fine d'anno e una volta si portava via tutti i guai, vediamo se funziona e all'anno nuovo. All'anno nuovo, buon anno, buon Natale, anzi buon Natale, buon anno e buona Epifania. In rigoroso ordine Sì, cronologico. esatto. Ciao a tutti. Take my lips, I never use them. Take my arms, I want to lose them. Your goodbye left me with eyes that cry. How can I go on, dear, without you? You took the part that once was my heart. So baby, take hold of me.
magic